Stia bene. Alles tot Bing, salut! Alles tot Bing, het mee. Salut! Je dat die beste Alicia. Ciao, salut! Ciao, salut! Sono arrivate le cosmocomiche? No. E il libro sul cinema di Aristarco? No, dovrebbe avere ragione. Questo negozio che è sulla carta! Ma salut! Salut Ciao. lei! Keren, Wat dat soort toer? Vader del Satur. Dat is dan mijn lukken die water. Dan maar je lukt met. Com'è andata l'opera ieri sera? Leggi il mio articolo domani sul giornale e saprai tutto. Che ti paritoni ieri sera? Ve lo dico, avete sentito? Avevo ragione quando dico che l'opera è finita. Oggi non si va più a teatro per vedere e sentire un cantante, sentire un'orchestra, Verdi, Mia Verdi. No, niente. Si va solamente a vedere se c'è la signora tale, la signora tal'altra, che vestito aveva, dove guardava il dottore. No, secco a dighime, che oramai qui questo paese mangia tutto, digerisce tutto, il magna tutto. Basta che sia di belli sculaduri e di bei brillanti. Cosa dirai di doni? Gli doni li pensano loro. Taia adesso, va là, cofresia, taia. Buongiorno. Buongiorno. Allora, l'hai fatto guarda? No, sono sempre in crisi. Ecco, avrei il coraggio di impiare il fuoco, vero? E no, via, sono il caro. Ja. I soldi. Ben alzato? Grazie. Allora, si lavora? Si lavora? Sì, ma con la testa. Tocca a te, eh? So che tocca a me. Esatto. E il franco 3 denari. Mi piace a te. Sei sicuro? Sì, sì. Da uomo lì. Volis. Col bottone mettiamo. Va bene. Ah? Va bene. Va piano, giocare. In duello la briscola. Mi piace a sì che c'è. Sei sicuro? Perché sì. stai chi per briscoli. No, perché? Sono il bastone. Tomo. La porca! Ma è mai possibile che un capita sempre al disugo la seria? Osteria. Questa sì che è la pittura. Qui c'è immagine, poesia, colore, ingenuità. No, per me non è pittura quella. Pittura è Morandi, Sironi, Carrà. Pittura è cultura. No, la cultura è un'altra cosa. La cultura non è solo quella che si impara a scuola, la cultura non viene dai libri. Può essere più valido culturalmente un bracciante che non un avvocato. Prendi ad esempio questo autoritratto di Ligabue. Forse non è un fatto di cultura. Beh, Ligabue era un grande istintivo, però non sapeva né leggere né scrivere. In fin dei conti era un bracciante. Sì, è un bracciante. Però noi guardando quel quadro abbiamo l'immagine, la visione
di un uomo completo, di un saggio, di un uomo che ha una prospettiva, di un uomo che ha qualche cosa da dire, a differenza dell'arte moderna, a differenza dell'optical art, della pop art, dell'informale. Quelli non hanno niente da dire, quella è solo una mistificazione, una ricerca del denaro, di versi, lui gli interessa solamente i versi. Aveva ragione Rimbaud quando diceva: io sono colui che soffre, colui che si è condannato. Professori, preti, maestri, vi ingannate dandomi nelle mani della vostra giustizia. Io non le capisco le vostre leggi, io non ho senso morale, io sono un bruto. L'arte è sincerità. Assoluta, con andare via, con traffic. Dai retta a me. Con le donne ci si può andare, si può chiacchierare, ridere, scherzare, vai a ballare al cinema, farsi all'amore. Ma sposarle, niente da fare. Finché sei fidanzato le cose vanno a una maniera. Come ti sposi, le cose cambiano. Da così a così. Ma tu hai mai pensato quanto costa una donna? Guarda, io una volta ho provato a farsi il conto, stammi bene a sentire. Comincio con i vestiti, perché bisogna seguire la moda, la macchina che non va mai bene, la pettinatrice, le mèche, le calze, il sottoveste, i reggiseni, tutta quella roba lì. E il trucco. Cominci con il trucco per le ciglia, il trucco per le palpebre, le sopracciglia, il rimmel, il rossetto, il contorno del rossetto della bocca, la cipria, il belletto, le creme per le mani, le creme per i piedi, le creme per l'ombelico. Guarda, è una cosa che non finisce più. Ed ecco che a te ti tocca lavorare. Lavori, scoppi tutta la giornata, tutto il mese, tutto l'anno per pagare gli sfizi delle donne. Ma lavorassi almeno alle cose che ti piacciono. Lavorassi almeno per quelli che sono stati i tuoi ideali, i tuoi sogni. No, invece niente da fare, devi rinunciare a tutto per trovare quello sporco lavoro che ti garantisca il 27 per pagare tutti i loro sfizi. Voilà, assemblea là, stanchiamo pensare, fuma una sigaretta e cansa un parla più. Sì, ma hai ragione, ma oggi le donne lavorano. Peggio, quel poco che ti danno in moneta te lo fanno pagare con minore libertà e maggior sottomissione. La famiglia ci vuole, la famiglia sempre starà a sé. La famiglia sta sempre solo. La famiglia sono solo problemi, solo ansie, affanni, poche soddisfazioni. Pensa, passi 20 anni ad allevare dei figli. A un certo momento salta fuori il primo imbecille della terra, scatena una guerra. Te lo prendono, te lo portano via e tutto si sfascia e tutto va a finire in niente. Ma osteria, ma le donne è belle, per me sta senza. Io me la compro e resto libero. Ma tu sei sposato? No, Ma proprio me tu vuoi far sposare? Piuttosto che sposarmi, vi impicco il primo albero che trovo. A quello li guarda. So che sei una donna molto dolce. ma in gran suonetti.
lieto sorriso. Cosa, dai, canta! Non mi scordare di volgere lo sguardo a me, Tobino, che senza nome desole in odio del destino, che senza nome desole in odio del destino, chiedo alle onde il misero, chiedo alle onde il misero, la forza d'incontrar l'onore mio, soccorrimi, Leonora mia, soccorrimi, pietà, pietà, pietà del Dio, penar, Leonora, soccorrimi, pietà del Dio, penar, Leonora mia, pietà. Che disastro. Ma passa idee, i mesi, gli anni, e che non cambia niente, mai niente. Chi sono io? Chi sono io? Me son meno la cica che sto avanti a sé. Domani mi calpesteranno tutti. Minus, qua merda. Questo paese ci annoia a morte. Spieghiamole bene. Per sprofondare nell'abisso. Per ritrovare un mondo nuovo. Da domani, altra vita.
salut. Als het brengen.